una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti anche questa sera nello studio di TV7 Match per questa puntata di venerdì 22 luglio. Ermanno, buonasera. Buonasera. Allora, questa sera una puntata, diciamo, fatta di ricorrenza e anche di attualità, sì, perché apriamo con una ricorrenza legata purtroppo alle stragi di mafia, e quindi ricorderemo il giudice Borsellino, poi avremo un piccolo spazio dedicato anche all'attualità politica e poi in chiusura torneremo, diciamo, alla storia e parleremo della Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Sì, sono tre argomenti che molto attuali, anche se poi diciamo, l'approfondimento speriamo di riuscire a convincere i nostri spettatori che la storia così come ci è stata presentata è un po' diversa rispetto a quello che sono i fatti reali, ma avremo degli interlocutori molto validi come ce l'abbiamo appunto in questa prima fase. Parliamo adesso di Falcone Borsellino, ma soprattutto di Borsellino perché è il 30° anniversario della sua morte e dopo 30 anni ancora l'Italia non ha avuto la forza e il coraggio, e così la magistratura, di andare fino in fondo in questa che è stata la tragedia. Parliamo di due giudici, Falcone e Borsellino, e tutta la squadra poi che apparteneva, perché ce ne sono molti altri, che hanno avuto il coraggio di cambiare la storia d'Italia, avendo la certezza, e lo dicevano, noi siamo dei cadaveri che camminano. E allora è un po' difficile capire, non è l'eroismo di quello che fa l'atto eroico e poi entra nella storia, è uno che persegue un'idea, una correttezza, una coerenza con quella che è la legge, con quello che è il diritto, con quello che è il mondo che sta andando alla rovina perché ci sono dei personaggi che stanno distruggendo l'Italia, e questa è la mafia naturalmente, ma guarda caso la mafia è un'emanazione o comunque è un mezzo attraverso cui la politica si esprime, un certo tipo di politica. E naturalmente era tutto un silenzio all'epoca di Borsellino Falcone, addirittura la mafia non c'era, era un'invenzione e diciamo il trattare in maniera negativa questi due giudici era screditarli, perché l'unica maniera per ridurre la loro capacità di indagine è screditare il giudice e quindi gli togli la possibilità di poter proseguire le sue. E dopo il primo attentato, appunto quello di Falcone, ci sarà l'attentato di Borsellino e Borsellino ripete a un suo collega: io sono un uomo, un morto che cammina. E la cosa avviene in maniera spettacolare, è tutto organizzato. Perché guarda, sul posto non c'è soltanto l'attentato dove saranno accusati i fratelli Graviani che frequentano i grandi, diciamo, teatri economici del nord, personaggi che ancora adesso sono in politica, ma anche c'è il famoso faccia di mostro che lì apposta, al momento in cui esplode tutto, va in cerca della borsa di Borsellino e dentro c'è l'agenda rossa e lui la porta via. È tutto programmato e quello era sicuramente uno dei servizi segreti. Ma ripeto, dopo 30 anni non è possibile che noi non siamo in grado di avere la verità e di capire cosa è successo a quell'epoca, perché ci sono ancora persone vive che sono responsabili di quegli attentati. In maniera diretta non li hanno fatti loro, ma sono i mandanti. E adesso iniziamo questa trasmissione.
Certo, presentiamo gli ospiti che abbiamo con noi questa sera per ricordare la strage di Via D'Amelio, Paolo Borsellino, ma anche i 5 agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuti, Walter Eddi, Cosina e Claudio Traina. Allora saluto in studio il professor Francesco Trotta. Buonasera professor Trotta, buonasera grazie di essere tornato qua nei nostri studi, docente alla Fondazione Leopoldo Rocco di Lancenigo, ma è anche fondatore dell'associazione Cosa Vostra, un progetto che è nato nel 2015 e che si occupa di mafia sostanzialmente. È anche autore di 2 libri, Confiscateli, storia di mafie e di rinascite, e di Mafia come M, la criminalità organizzata a nord-est. E saluto in collegamento il dottor Andrea Rossi, chiedo scusa. Buonasera dottor Rossi e grazie di essere con noi. Buonasera a tutti. Ecco, è un editorialista di informazione cattolica.it ed è uno studioso di storia militare all'Università di Ferrara. E saluto sempre in collegamento Maurizio Ortolan. Buonasera Ortolan, grazie anche a lei di essere collegato. Buonasera, lei è stato un ispettore di polizia dal 1987, ha operato nel nucleo centrale anticrimine specializzato proprio nel contrasto alla mafia, dal 2005 al 2014 ha vissuto a Palermo, ha partecipato all'arresto di Bernardo Provenzano e di Domenico Raccuglia e poi ha lavorato anche insieme a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino. Anche lui è un autore, ha scritto un libro che si intitola Io sbirro a Palermo. Grazie per essere con noi questa sera e saluto in studio Don Luigi Tellatin o Don Gigi Tellatin, non so come preferisce. Lei è stato per 10 anni referente veneto di Libera, l'associazione Nomi e Numeri contro le mafie. Attualmente è parroco a Facca, è un comune del Padovano, e ha avuto modo di avere rapporti stretti, di conoscere sia Pietro Grasso che i familiari del giudice Borsellino. Dopo ci racconterà qualcosa anche di queste persone, quali sono i rapporti, diciamo, e che cosa le hanno raccontato e confidato. Ormai hanno 30 anni, sono passati 30 anni, lo abbiamo detto anche per il giudice per l'attentato di Capaci, eppure, come dicevi tu, ancora oggi ci sono persone che sanno, che dovrebbero dire e che non lo dicono. In una vicenda dove abbiamo capito che la politica è in primo piano, gli interessi della mafia e della politica. No, ma addirittura ci sono persone che hanno parlato ma non è stato preso in considerazione quello che hanno detto. Le indagini non sono adeguate a quello che è il fenomeno di mafia. È diventata una questione estremamente marginale. Poi si dice che tanto la mafia non c'è più perché non si presenta più con quell'aspetto orrido di massacrare 100 persone in un anno. Mi ricordo appunto che fu una strage a quell'epoca, però la mafia rimane ad altri livelli. Quella mafia becera che si limitava a massacrare le persone non c'è più, ma si è infiltrata dentro le banche, dentro l'economia, tutto il resto. Ha fatto un salto di qualità e certamente da questi personaggi non ci possiamo aspettare. Uno di questi, possiamo dirlo tranquillamente, ma non è solo la mafia italiana, è il Bitcoin. È una cosa che dà vantaggio a queste situazioni socio-economiche. E il Bitcoin è una cosa incontrollata e incontrollabile dove le mafie possono fare tutto quello che vogliono e trasferire e riciclare quello che gli pare. Ma ne parlano come se fosse un fenomeno della rete perché adesso abbiamo queste nuove tecnologie. Purtroppo
nelle nuove tecnologie la mafia è molto più rapida ad entrare e a farsi strada. E invece dobbiamo andare contro queste cose, perché vanno a colpire, tra le altre, anche i nostri figli, i nostri nipoti, e questo è un dato negativo. Allora, chiederei ai nostri ospiti di introdurre un attimo la figura di Borsellino, brevemente, perché poi abbiamo molti contributi su cui parleremo. Francesco Trotta. Sì, grazie direttore. Siamo qui 30 anni dopo per ricordare, cercare di dare un breve ritratto non soltanto della figura del dottor Paolo Borsellino, ma per capire quello che c'è stato dopo, come ha già introdotto il direttore, quello che è successo in Italia. Possiamo partire dall'ultima sentenza, che riguarda appunto la strage di Via D'Amelio, ovvero la prescrizione, 2 prescrizioni e un'assoluzione di 3 poliziotti che erano stati appunto processati per il reato di calunnia riguardante appunto il cosiddetto depistaggio. Da un lato abbiamo la sentenza del Borsellino Quater, che ci ricorda, che ha definito la strage di Via D'Amelio come il più grave depistaggio della storia giudiziaria italiana, e dall'altro abbiamo l'ultima sentenza che dice sì, c'è stato questo reato, ma è stato prescritto. E sono passati 30 anni. Intanto i familiari del dottor Borsellino, in particolar modo i figli, la dottoressa Fiammetta Borsellino, la dottoressa Lucia Borsellino, il dottor Manfredi Borsellino, anche lui commissario a Palermo, sono ancora in attesa di giustizia. E spiace sapere, lo sanno anche loro, immagino, lo dicono chiaramente, che purtroppo non si arriverà mai a una giustizia. Perché? Perché per 20 anni la giustizia italiana ha creduto a non neanche un mafioso, a un criminale che hanno vestito, un pupo che hanno vestito da mafioso, hanno creduto alle sue menzogne, hanno creduto sia i poliziotti che hanno fatto l'indagine su Scarantino, sia i magistrati, sia i giudici di merito di primo grado, secondo grado e di Cassazione, che hanno avvalorato la tesi secondo cui questo non mafioso aveva messo la bomba. Non è soltanto, e qui chiudo, un omicidio di mafia. Perché? Perché se c'è stato un depistaggio come acclarato, di sicuro il depistaggio non l'ha fatto la mafia, ma l'hanno fatto uomini delle istituzioni. Certo, certo, questo è il tormento di questa situazione che si è venuta a creare. Andrea Rossi, un incipit sulla situazione Borsellino. Ma io, se posso dire la mia personale opinione, è questa. Come in tutte le vicende storiche del dopoguerra, bisogna ammettere che la verità o si trova subito o non si trova più. Noi abbiamo una storia tormentata dell'Italia repubblicana, in cui abbiamo avuto episodi criminali e criminosi, abbiamo avuto stragi, abbiamo avuto terrorismi opachi, di cui purtroppo ancora non sappiamo le cause mandanti. Io faccio presente che se vogliamo guardare, limitandoci all'Italia repubblicana, alle storie di mafia, le storie di mafia iniziano col bandito Giuliano che come recitava un famoso editoriale di una testata dell'epoca, l'unica cosa certa è che il bandito Giuliano è morto. Questo Certo. Si parte da lì. Il peccato originale, se lo vogliamo andare a cercare ancora prima, è la strage di Portella delle Ginestre. Cioè, la sappiamo la verità su quella strage lì? No. Non la sappiamo. La sappiamo la verità sulle stragi, quelle terroristiche che ci hanno insanguinato per 70 anni? Non la sappiamo. È una grande, diciamo, secondo me, verità storica il fatto che in tutte queste vicende o le cose vengono chiarite subito o non vengono più chiarite, o i responsabili si trovano subito o non si trovano più.
e purtroppo è una catena sanguinosa in cui i responsabili, come diceva Pasolini, che diceva io sono un intellettuale, io so di chi sono le responsabilità perché sono un intellettuale e quindi mi informo sulle cose e le so analizzare, o ci fermiamo lì. E queste cose le diceva Pasolini nel 75 a sua volta prima di essere ammazzato anche lui. Certamente, perché aveva parlato proprio di queste cose qua. Maurizio Ortolan, un incipit anche lei su questa situazione di dopo 30 anni non siamo ancora in grado di capire e di avere dei responsabili veri di quello che è successo a Borsellino. Ma io non sono completamente d'accordo, nel senso che per molti aspetti noi abbiamo dei dati certi, dei dati ufficiali, dei dati definitivi, dei dati acclarati. Per il resto noi purtroppo abbiamo sofferto di un eccesso di informazioni e anche di un eccesso di misteri, perché si sono continuamente accavallate le voci più disparate, nel senso che c'era chi diceva che sul posto dell'attentato, parlo di Via D'Amelio ovviamente, ci fosse la CIA, ci fosse la FBI, ci fossero uomini di servizi, ci fossero, praticamente c'erano tutti, c'erano, e ogni tanto ancora oggi spunta qualche pseudo collaboratore di giustizia che sostiene di esserci anche lui, cioè praticamente abbiamo, l'inquinamento c'è stato dal mio punto di vista anche per un eccesso di informazioni, per inseguire anche un certo sensazionalismo, nel senso che anche molti media, per l'ansia di portare un elemento nuovo per concorrere alla verità, in realtà si cercava di concorrere allo scoop, non tanto alla verità. La verità deve essere cercata nelle sedi adeguate, con investigazioni approfondite. A me dispiace soprattutto una cosa, che nel corso degli anni è venuto a mancare un magistrato, che era il dottor Gabriele Chelazzi, quello che si occupò delle stragi in continente, le stragi del 93, magistrato della Procura di Firenze e poi applicato alla Direzione Nazionale Antimafia. Se c'era un magistrato in grado di arrivare oltre rispetto al punto in cui siamo arrivati dopo 30 anni, cioè con pochi elementi e molto malfermi, era lui. Lui purtroppo è venuto a mancare, e devo dire con la morte di Chelazzi è diminuita un po' forse anche la volontà, la voglia, la capacità, la tenacia per arrivare a trovare anche gli ulteriori elementi che sicuramente ci sono ancora da verificare. Grazie. Mi dispiace anche che non ci sono, un'ultima cosa, che non ci sono ancora il dottor Falcone e il dottor Borsellino, perché loro avrebbero saputo indagare bene, nel senso che erano persone che non inseguivano l'emergenza ma cercavano sempre riscontri, e questo che è mancato specialmente nelle indagini dei primi 20 anni sono stati proprio i riscontri, la ricerca dei riscontri che è stata molto molto carente. Adesso non voglio entrare nel merito se per ansia di prestazione o per voler portare a casa un minimo risultato, però sono stati i riscontri che sono venuti a mancare. Infatti quando uscì fuori Spatuzza a raccontare la verità e venne riscontrata quella verità, tutto quello che era successo prima e che non era stato riscontrato prima è venuto giù, è venuto a cadere come un castello di carte. Certamente, ma anche un altro aspetto, la tenacia e la capacità di indagare, e soprattutto sapendo che queste indagini erano soggette a un rischio terribile, e questa è la forza che ha portato avanti Falcone e Borsellino e che ha aperto un'Italia diversa, perché ricordiamoci che Mani Pulite nasce anche da queste vicende, Non sono slegate il fatto che a Milano succeda quello che succede perché i giudici a un certo punto vogliono andare fino in fondo e partono da nord, perché da sud naturalmente abbiamo visto che le cose erano state interrotte con l'omicidio di Falcone e la strage di Borsellino. E allora Luigi Tellatin ci vuole raccontare un po' come vede lei Borsellino, questo personaggio che ha una capacità anche dal punto di vista giuridico, è lui che mette in piedi, cioè tecnicamente il grande processo, non solo lui, sì. Il primo grande processo contro una mafia che qualche anno prima tutti dicevano ma non esiste,
no? E improvvisamente scoprono invece che ci sono omicidi, ci sono truffe, ci sono commercio di tonnellate di droga. A Palermo, quando si passava a quell'epoca, si sentiva l'odore della droga che usciva dagli scantinati. Prego. No, io sarei più portato a dare una lettura educativa della vita di Borsellino e anche di Falcone, ma poi lo dirò. Però secondo me, anche dal punto di vista storico, io parlo come uno che si è assunto la responsabilità di far nascere un'associazione nel Veneto, un'associazione che vinceva quella che è secondo me la malattia più grave tante volte che c'è anche in Italia, che c'è ancora adesso, che è l'indifferenza. Bravo. Perché l'indifferenza diventa, diceva Falcone e anche Borsellino, rischia di diventare complicità, ma ancora quel generale della Chiesa... L'accettazione di uno stato di fatto. Sì, girare la testa dall'altra parte, diceva il generale della Chiesa. Io che ho conosciuto bene il figlio del generale della Chiesa, abbiamo fatto più dibattiti insieme, io credo però che dentro a questo contesto ci sono delle certezze. Adesso non vorrei... mi piacerebbe sentire da parte dello storico di Andrea Rossi com'è questa situazione, perché secondo me, io sono stato nella squadra catturandi a Palermo e ho assistito all'ordine di partenza della squadra catturandi quando sono entrati da Provenzano, perché ero con Piero Grasso. E allora non solo, ma ho sentito tutto il processo dell'85 raccontato da Piero Grasso, che era giudice a latere. E quando Falcone e Borsellino gli hanno presentato il processo, l'hanno chiesto prima di fare il giudice a latere, e lui ha detto sì, però vieni che ti presento il processo, e l'ha portato dentro in una stanza dove c'erano 800 faldoni. E questo è il processo, ha detto Falcone. E Grasso avrebbe risposto: qual è il primo? Per dire sono disponibile ad affrontarlo. Allora io voglio dire, dal punto di vista storico e anche dal punto di vista esistenziale per noi cittadini italiani, il maxi processo è un punto fermo. Cioè non navighiamo proprio nel buio. Lì ci sono stati dei risultati certi. Lì ci sono state delle condanne all'ergastolo. Lì c'erano 467 persone che sono state giudicate. Quello è il nord, cioè, diciamo, io credo che non si può prescindere dal maxi processo per capire l'evoluzione anche della mafia e per capire il senso e il meccanismo mafioso. Questo da un punto di vista non di studioso, ma da un punto di vista dell'osservatore. E poi ci sono anche altre certezze, secondo me, molto importanti. Per esempio di un sacco di gente che ha lavorato contro la mafia. E questo è un dato di fatto. Che è cresciuta, volente o nolente, per alcuni, no? È cresciuta una cultura antimafia, che poi io vorrei spiegare un attimo, perché io ho colto dall'impegno di Borsellino soprattutto un tipo di antimafia. È cambiato il modo di vedere la mafia. E questo è importante, è un punto fisso anche dal punto di vista storico. Ci sono stati dei poliziotti, ci sono stati dei magistrati che hanno lavorato con dei criteri che hanno aperto una scuola di antimafia. E questa è un'altra certezza, no? Io voglio dire, perché sennò il rischio è quello di entrare in un grigio che poi non ci porta da nessuna parte. Ecco, questa è una mia preoccupazione. Non parlo da storico, parlo da educatore, perché in fondo la mia attività è sempre stata da questo punto di vista, e anche perché ho sempre dialogato e collaborato con le forze dell'ordine e anche con la magistratura.
E questo mi pare che sia estremamente... Ci sono dei punti fissi, dei punti fermi, no? Anche se il depistaggio c'è stato, anche se i processi è una cosa indegna, perché 14 processi che sono stati fatti e non abbiamo ancora la verità, ma io vorrei aggiungere anche che il 70% dei parenti dei morti di mafia innocenti non sanno chi sono stati i mandanti e gli esecutori della morte dei loro parenti. Certo. Perché questo con Libera, per esempio, è stato fatto un grande lavoro. Don Luigi Ciotti ha fatto un grande lavoro con i familiari dei morti innocenti di mafia. E questa è una cosa estremamente importante. Certo. Allora, ecco, su questo bisogna molto lavorare, no? E noi ne abbiamo discusso con i ragazzi a scuola tante volte. Su questo bisogna far prendere coscienza che l'antimafia parte dal basso. Io, scusatemi, ma sono sfiduciato nel pensare che l'antimafia parte dall'alto. Certo. Beh, certamente che diciamo, la cultura deve essere quella diffusa nell'animo dei cittadini, non deve essere imposta dall'alto. Quindi il capire e il concepire una vita totalmente diversa rispetto invece a quella mafiosa, che era una cultura tipicamente siciliana, che era stata obbligata la Sicilia a sottostare a determinate situazioni, e non a caso appunto si era parlato di Portella della Ginestra, questo grande interrogativo che ancora adesso non è stato spiegato. Beh, ma c'è un altro interrogativo che io dal punto di vista esistenziale e anche di amicizia, perché io ho avuto un bel rapporto di amicizia con la sorella di Paolo, no? Con Rita Borsellino. E lei ha scritto un libro che è stato la presentazione ufficiale della sua candidatura a presidente della regione Sicilia, l'antimafia dal volto umano. Ma lei, il titolo del libro è questo: Nata il 19 luglio. Rita Borsellino, nata, interessante questo, sì, perché lei era una farmacista, faceva la farmacista, ha continuato a fare il lavoro di famiglia. Quando è morto Paolo, lì c'è stata una presa di coscienza determinata che le ha cambiato la vita. Certo. Ecco, in quel caso lì, per esempio, io sono stato estremamente deluso dalla Sicilia e dai siciliani che ha scelto gli avversari politici. Certo, ma se posso permettermi, anche riagganciandomi al discorso che faceva il dottor Ortolan, che lo saluto, colgo l'occasione per salutarlo, e non dobbiamo che collegato anche a quanto diceva Don Luigi Terratin, la cultura antimafiosa nasce dal basso, che non si chiama neanche antimafia, ma è cultura propriamente detta, è la cultura che ogni giorno centinaia di insegnanti vanno a scuola, salvano i ragazzi dalle strade e li educano, cercano di educare, di formarli ad essere cittadini consapevoli. C'è chi ce la fa, c'è chi no, purtroppo. Dall'altro abbiamo un discorso che abbiamo, come al solito, da una parte uno Stato che purtroppo ha dialogato con la mafia, ci ha fatto affari, con uomini delle istituzioni che hanno fatto affari, collusi e quant'altro. Dall'altro invece abbiamo uno Stato che comunque ha rotto le uova nel paniere alla mafia. Nel senso, il problema dal punto di vista storico ma anche sociologico è che il rischio è quello di fossilizzare le figure di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone. Spesso parlando con i ragazzi nelle scuole a volte non sanno neanche chi siano il dottor Falcone e il dottor Borsellino. Ragazzi, magistrati uccisi perché combattevano la mafia, no, magistrati che facevano semplicemente il loro dovere e per questo sono stati uccisi dalla mafia. E chiudo dicendo, non è che la lotta alla mafia finisce o rinizia con le morti di Falcone e Borsellino. Loro sono stati vittime
di un qualcosa di grave Ma- che c'è stato in quegli anni, e finisco subito, ma poi la lotta alla mafia è continuata subito dopo. Non ricordiamoci che, come diceva prima il dottor Ortolani, che ricordava il procuratore Chelazzi, le stragi di Firenze, le stragi a Roma, la strage a Milano, sono stati condannati anche là gli esecutori. Il dottor Chelazzi probabilmente avrebbe individuato anche le convergenze di interessi che c'erano dietro quelle stragi. Per citare anche il dottor Sabella, Alfonso Sabella, un grande procuratore che arriva a Palermo nel 93, arresta una serie infinita di latitanti mafiosi, tra cui Giovanni Brusca. Lo stesso commissario Ortolano ha partecipato alla cattura di Bernardo Provenzano. Quindi dobbiamo anche dare questo messaggio positivo, nel senso che oltre le morti di Falcone e Borsellino, lo Stato, certo, ha fatto il suo dovere con certi suoi uomini e ha debellato la Cosa Nostra corleonese. Come diceva lei, direttore, all'inizio, la mafia poi ovviamente si è evoluta, ha fatto altro, è diventato altro ancora. Sì, Totò Riina rimprovera il figlio, dice la mafia è cambiata, cambia anche tu, perché poi è stato incarcerato anche il figlio di Totò Riina e lui gli spiega: queste sono cose che facevamo noi, adesso non è più tempo di andare in questa direzione. E allora facciamo una breve interruzione pubblicitaria e poi partiamo col primo contributo.